Allora, Presidente, in Europa come funziona? Visto che dobbiamo parlare comunque di Europa, visti anche i risultati che ne sono emersi con i progetti europei e quant'altro, perché sembra che ci sono delle realtà in Europa, anche recentemente entrate, che riescono a dar buon frutto, a dar buon esito, ad accedere facilmente a un certo tipo di progettualità. Ma credo che noi dobbiamo guardare all'Europa come una grande opportunità. Siamo reduci dalle elezioni e quindi spero che questo sia anche un auspicio. Due cose. Il metodo GAL è un metodo vecchio di 20 anni, è un metodo che viene riproposto di volta in volta perché è un metodo che, sgravato di tutti i vincoli burocratici, valorizza un territorio e realizza investimenti in un territorio. In giro per l'Europa i GAL funzionano bene e hanno le più disparate forme e le più disparate ampiezze, perché ci sono GAL che comprendono 60 comuni e ci sono GAL che comprendono un solo comune perché hanno un progetto finalizzato specifico a quel comune. Però Quindi funzionano da Dio, sono molto... funzionano da Dio perché è proprio il concetto di mettere insieme il pubblico e il privato per realizzare qualcosa di interesse pubblico. Noi in questi anni che io ho fatto il Presidente del GAL, una delle cose che abbiamo osservato è che abbiamo avuto uno scambio di visite, loro sono venuti qua, noi mai andati là, i GAL dei paesi che sono entrati da poco nella Comunità Economica Europea e questi stanno captando, cogliendo, immagazzinando tutte le nostre esperienze per poter poi utilizzare al massimo i finanziamenti che la comunità dà a disposizione. E tutti questi non hanno tutti i vincoli che abbiamo noi. Il rischio grosso è che i stessi finanziamenti da noi producono 10 e che da loro permettano di fare quel salto di cui hanno Perché non hanno questi vincoli? bisogno. Allora chi li pone? L'Italia? Diciamo che noi siamo più realisti del re, nel senso che, ripeto, la procedura, io le faccio un esempio, abbiamo fatto alcuni bandi in cui hanno partecipato 2 aziende. Avepa ha per legge, per regolamento eccetera, 100 giorni per poter istruire le pratiche. Io capisco se sono pratiche complicate, ma è altrettanto vero che 2 pratiche potrebbero essere istruite nel giro di 20 giorni. Aspetta, 15 3 giorni. mesi, è drammatico. È drammatica questa cosa qua, quindi io credo che sia questo. Anche perché se noi non cogliamo queste opportunità non andiamo da nessuna parte. Ripeto, la programmazione 2014-2020 dà la possibilità di integrare i fondi. Io lo continuo a ripetere perché per noi è strategico il fondo agricolo, il fondo dello sviluppo regionale e il fondo sociale europeo. Utilizziamoli questi fondi, ma utilizziamoli in una visione complessiva. Perché l'altro contraltare, non è il termine esatto, ma mi permetta di cogliere l'occasione, sono le intese programmatiche d'area, che è un'altra forma di aggregazione fra pubblico e privato, che in provincia di Padova ne abbiamo alcune, perché abbiamo quelle della Bassa Padovana, del Campo San Pierese, eccetera, in cui i soldi non sono decisi dal territorio o dai soggetti come spenderli, decide la regione come spenderli, su progetti del territorio. E abbiamo verificato molto spesso che stiamo parlando dello stesso territorio, della stessa analisi, dei stessi bisogni, degli stessi obiettivi con 2 soggetti diversi. Non è ora nel semplificare dire che ci deve essere un soggetto solo, si chiama GAL, si chiama IPA, si chiama IPA GAL, sì. Non lo so come si chiami. Ma perché il ricorso a uno di questi anziché all'altro? Uno lo fa perché dice... Perché sono fondi diversi, allora forse è ora di smetterla di utilizzare fondi diversi e dire che c'è un ente che si chiama come vogliamo, perché possiamo chiamarlo XY, Pippo, Luigi, Ma io Giacomo. le chiedo molto realisticamente, non è che qua dovrebbero esserci meno persone che stanno a fare le doppie cose, meno persone che stanno e quindi Però noi dobbiamo pensare alla ripartenza e quindi secondo me bisogna ridurli. Sarebbe bello avere qua con noi anche qualche sindaco. Io parlo domani sera ne avremo della Bassa Padovana, eccetera. E mi dicono spesso, noi siamo qua come per ascoltare i GAL, per fare i progetti insieme. Dopodomani dobbiamo toglierci la giacca e mettersi il giubbetto, andare al tavolo dell'IPA per affrontare altri temi, eccetera. Ma il territorio è sempre il nostro. Non è possibile avere un tavolo, la possibilità di avere un progetto unico che poi va finanziato con voci diverse.
Questo è uno dei temi su cui abbiamo. Assolutamente diventa. Dell'Europa come si sta configurando, cosa ne pensa? Così a prescindere e quindi di conseguenza poi lei anche vede poi l'aspetto Ma io credo che l'Europa, di esiziale. come si sta configurando dal punto di vista dei GAL, ma anche per attività professionale che io faccio, io lavoro nel settore dell'agricoltura, sia un aspetto estremamente positivo, perché dà grande opportunità. Poi spetta a noi saper cogliere le opportunità e non saper cogliere solo i vincoli. Noi abbiamo la possibilità di avere più fondi a disposizione, non sempre li riusciamo a spendere bene, non solo finanziamenti diretti alle imprese agricole, ma finanziamenti che riguardano l'ambiente, che riguardano la valorizzazione del territorio. Ripeto, l'esempio della burocrazia che lei faceva, la burocrazia non parte dall'Europa, viene trasformata dall'Europa allo Stato nazionale e regione, perché in agricoltura, ad esempio, che è uno dei settori più conosciuti dal punto di vista delle regole comunitarie, i produttori francesi hanno una procedura per ottenere i finanziamenti molto più veloce rispetto ai produttori italiani. Esatto. E allora dipende dall'Europa o dipende dalla macchina burocratica che abbiamo messo in piedi noi nel far realizzare le domande. Esempio Regione Veneto. Forse non è semplice, anziché far spendere finanziamenti e soldi alle imprese agricole, alle aziende che devono chiedere dei finanziamenti che non sanno se poi saranno finanziate, far fare una predomanda dove l'imprenditore o chi presso si prende la responsabilità di ciò che dichiara e nel caso che la domanda sia presentata e sia accolta venga corredata di tutta la documentazione necessaria? Perché noi facciamo l'inverso, facciamo fare tutta la documentazione, facciamo fare tutta la domanda e poi corriamo il rischio che l'imprenditore non solo non si vede la domanda finanziata, ma ha speso anche i finanziamenti per presentare la domanda. Questa è un'altra tragedia. Però c'è sempre questo problema delle tempistiche, avete delle tempistiche lunghissime, veramente lunghissime. Lei parlava della Francia, fa tutta la zona di produzione del vino, di prodotti del territorio, anche il sapone, tutto quello che si vuole, vanno avanti con una rapidità estrema, ci fanno le scarpe e là poi hanno una comunicazione spinta. Noi mi auguro che arriveremo anche noi. Noi continueremo a insistere da ogni nostro punto di vista perché credo che sia la parte da semplificare. A me pare che ci sia anche da parte degli enti pubblici un atteggiamento a volte di pensare che chi fa domanda lo voglia fare solo per fregare lo Stato o per portarsi a casa dei soldi. Invece la domanda spesso che viene fatta è per avere necessità, anche perché ricordiamo sempre che i finanziamenti sono finanziamenti contributo, quindi se io porto a casa il 20%, il 30% come finanziamento pubblico, ci devo mettere l'altro 60, 70, 80%. Quindi credo che questo sia uno degli aspetti importanti su cui noi dobbiamo continuare a insistere, semplificazione nelle procedure e soprattutto accorciare i tempi di spese. Insomma. Allora, io la ringrazio, ci dobbiamo lasciare, lasciamoci con il nostro contributo di Euro Interim News, quindi gli aggiornamenti per le imprese che vogliono fare business all'estero, le varie opportunità. Ci vedremo presto, grazie a voi telespettatori, vi rinnovo l'appuntamento, restate con noi fino alle 20:30, avremo una diretta che vi aggiornerà su tutto quello che sta accadendo con le elezioni per i territori comunali, naturalmente poi commenteremo anche le europee. Arrivederci, a dopo. Euro Interim International. Vuoi vendere i tuoi prodotti all'estero ma non hai distributori validi? Vuoi costituire una società all'estero ma non sai come funziona la burocrazia in quel paese? Vuoi realizzare i tuoi progetti all'estero ma non hai un partner in loco? Euro Interim International, in collaborazione con partner locali, può aiutarti a fare tutto questo e non solo. Crediamo che il futuro sia nell'internazionalizzazione d'impresa. Siamo attualmente attivi nei seguenti paesi: Cina, India, Russia, Brasile, Cile, Vietnam, Turchia, Polonia, Serbia, Bulgaria, Romania, Moldavia. Possiamo offrire i seguenti servizi: internazionalizzazione e delocalizzazione d'impresa, analisi di mercato e studio di fattibilità, ricerca di partner commerciali, distributori e importatori, consulenza fiscale, legale e contabile, costituzione di società, uffici di rappresentanza e showroom, registrazione di marchi,
brevetti e diritti secondo la normativa del paese di riferimento. Ricerca bandi di finanziamento o fondi a supporto di percorsi di internazionalizzazione. HR Service. Ricerca e selezione del personale in loco. Reclutamento di personale temporaneo in loco. Outsourcing di gestione risorse umane. Gestione busta paga, gestione personale. Euro Interim International. Buongiorno da Romania, sono Adela Cristia, il partner di Euro Interim International in Romania. Siamo una struttura di professionisti in grado ad offrire servizi nel campo delle ricerche di distribuitori, ricerche di mercato e tutti i servizi necessari per lo start-up dei business in Romania, tipo consulenza legale, consulenza fiscale, consulenza nel campo delle risorse umane. Siamo una struttura pronta a servire i clienti italiani che vengono in Romania per investire. Mi chiamo Liu Yanping, sono il responsabile di Euro Interim International, la nuova business unit del gruppo Euro Interim per l'internazionalizzazione di imprese. Lo scopo del nostro servizio è di aiutare le imprese italiane che vogliono sviluppare il loro business all'estero. Per esempio, se l'imprenditore vuole vendere i suoi prodotti in questi paesi, per esempio in Cina, noi in Cina tramite i nostri collaboratori locali possiamo fare una ricerca e selezione di distributori locali. Questi distributori locali sono del settore, possono aiutare gli imprenditori italiani a promuovere e vendere i loro prodotti in Cina oppure nel mercato di riferimento. Che cosa richiede la Cina? Quindi quali possibilità di maggior rilievo ci possono essere per i nostri imprenditori? Su quali mercati puntare? Quali settori? In Cina veramente i cinesi amano tantissimo i prodotti italiani. Il Made in Italy è molto rinomato. Per esempio su abbigliamento, nel settore di mobile, nel settore di gioielli.